Buongiorno amici di Archiossarrabus, bentornati. Oggi sono a Muravera, comune di Muravera, e sono, come potete vedere, di fronte alla foce del Flumendosa, alla laguna di San Giovanni. Oggi sarà, diciamo, una gita di ispezione, ecco, di indagine. Sono vicino al nuraghe Puncillon e ho Guardia Viva che è qua dietro alle mie spalle, anzi sono vicino a quel che resta del nuraghe. Dopodiché sono qui principalmente per cercare di confutare una mia teoria. Com'era la storia del sentierino tracciato? Semplice, probabilmente TD de dirai Amarra. Probabilmente il video, le carte che ho visto su internet sono datate, sono vecchiotte. Allora, sono quasi arrivato a Puncillon e si vede qua sulla cima di questa collinetta qui davanti, quello che resta. L'obiettivo poi secondario, che poi è il primario di questa avventura, è salire su quella roccia che affiora lì sopra questa collinetta. Ed eccoci infine giunti a Puncillon, eccolo qua. Come dicevo, di questo nuraghe rimangono pochissime tracce intatte, è censito, segnalato, quindi comunque è un'area protetta, ma ne rimangono veramente pochissime tracce. L'importanza, io non mi stancherò mai di ripeterlo, di questo tipo di segni, di strutture, è quella che ci dà l'idea di quanto erano diffusi gli insediamenti nel territorio. Quindi per poter studiare tutte le dinamiche di insediamento e la densità soprattutto di popolazione di quell'epoca, è importante che tutte le tracce, anche quelle che sono quasi completamente distrutte, vengano comunque conservate, valorizzate e protette. Quello che intanto è da notare di questo insediamento è la sua posizione, perché questa collina che entra praticamente nella valle della foce del Flumendosa riprende uno schema che qui è diffuso. C'è il nuraghe Santa Marta da quella parte con Rio Neugrobu, c'è da questa parte il Rio Molas, con altri insediamenti che sono invece a valle, vicino al mare, come dicevo prima. Qua giù vicino alla laguna, a questo ramo della laguna, c'è il nuraghe Murtas, un nuraghe molto molto importante che è a 5 metri sul livello del mare, quindi potete immaginare un tempo quando ancora il Flumendosa non aveva riempito la sua foce, quindi ipoteticamente qua c'era un golfo. Vi potete immaginare, ecco, questo nuraghe quasi come un porto, un insediamento di mare, così come ce ne sono altri anche all'interno dell'abitato di Muravera, dei nuraghi a valle. Ora farò volare il drone perché, ripeto, c'è pochissimo da vedere da qua da terra, quindi cercherò di far vedere una panoramica un po' su quello che resta, per cercare di capire anche che tipo di nuraghe poteva essere, se era complesso, semplice, e se si riesce a capire, diciamo, qualche cosa della sua pianta. Dopodiché salirò su a cercare il secondo insediamento qua della zona. Come avete potuto vedere, il sito è difficilissimo da leggere, come abbiamo detto. Va bene, ci sono delle tracce. Una, per esempio, ci sono seduto sopra io adesso, sono dei piccoli resti di muri che ci fanno intendere che la struttura sicuramente non era semplice, quindi non soltanto una torre, ma con qualche altro ambiente annesso, almeno uno. Quindi non voglio neanche dilungarmi troppo. Due cosettine, la presenza, come ormai siamo abituati noi della zona, di punti trigonometrici cementati proprio sopra la sommità dei resti del nuraghe, quindi segno che sono rimasti punti di riferimento anche poi nei tempi più recenti, e il fatto che sia realizzato sfruttando un affioramento roccioso già presente qua sulla collina. Ora proseguo verso su a cercare di risolvere questo mistero. Allora, sono, dopo varie e mille peripezie, compresa, diciamo, un passaggio in questo bosco de Didia, sono finalmente giunto al posto dove io sospetto che ci sia qualcosa. Si trova precisamente dietro questa piccola macchia di olivastro. Adesso io mi avvicinerò, però lo farò con voi, perché mi piacerebbe condividere con voi, nel caso in cui ci sia quello che io sospetto, mi piacerebbe condividere con voi la gioia di questa nuova
avventura. Prendo la telecamera e, cercando di non ammazzarmi, mi avvicino. Allora, intanto, ragazzi, da qua già comincio a vedere qualcosa che mi incuriosisce. Intanto, guardate qua. Allora, facciamo così. Non so se lo vedete. Allora, ma ovviamente sì. Questo, a parer mio, da profano, sicuramente non è una formazione naturale. Questo probabilmente è stato realizzato dall'uomo. Adesso farò un giro tutto intorno a questa collina per vedere a questa cima, per vedere se ci sono altre tracce di muri e soprattutto se trovo anche tracce di vasellame, di destricio, perché potrebbe essere un altro indizio che ci fa capire che questo posto è stato comunque manipolato dall'uomo. Poi sulla datazione, diciamo sulla contestualizzazione storica, lasciamo parlare chi ne capisce più di noi. Quello che ci interessa è che sicuramente qualche traccia del passaggio dell'uomo in questa cima c'è. Allora, qui siamo nel lato sud. Il lato sud, come vedete, si trova molto materiale, molte pietre, qualche traccia, piccola debole traccia di muro mi sembra di vederla, anche se il sito è difficile da leggere. Anche laggiù vedete qualche debole traccia. Io adesso continuo a confidare sempre nel ritrovamento di qualche coccio. Sono sulla sommità, su questo piano che si forma attorno a quel piccolo muro che abbiamo visto prima, e vi dico la verità, qua terracotta ce n'è molto di più. Ce n'è molto di più, vedete questi pezzi. Guardate, non so se si riesce a capire. Comunque un po' più grossi, un po' più fini. Guardate anche questo è un bordo, un bordino di qualche scodella. Qui è veramente pieno qua sopra, quindi l'unica cosa da fare sarebbe riuscire un po' a contestualizzarla. Guardate, pieno qua, sì, guardate ancora. A contestualizzarlo, una cosa è certa, qua sicuramente c'è passato l'uomo. Dire che sia un insediamento di epoca nuragica, quella che diciamo ipotizzo io, è difficile, non lo farò. Sicuramente da qua abbiamo un contatto visivo col nuraghe di Rio Molas, ci manca il contatto visivo con il nuraghe di Santa Marta, quindi l'ipotesi, ma anche questa è tutta da confutare, sarà oggetto di un altro viaggio. L'ipotesi potrebbe essere che ce ne sia uno lì in quella cimetta, oppure là sopra in quell'affioramento roccioso lì. Voglio farvi vedere la visuale che avevano da qua sopra gli eventuali abitanti. Guardate anche lì giù, tutto si vede il castello di Quirra da qua, lo stagno di Savraia, Portocorallo, quindi con i nuraghi là della zona di Portocorallo, e poi tutta il mare, la foce del Flu Mendoza fino ad arrivare a Ferraggi. Ecco lo Strai, guardate che meraviglia. Bene, si è sollevato anche il vento, vi lascio e vi ringrazio per il sostegno che ci date. Se vi piacciono i nostri video, mettete mi piace, commentate, chiedeteci se avete dei dubbi, delle richieste, fatele, saremo felici di accontentarvi. Dalla zona qua dei Buncillon e del Saguardia Viva io vi lascio prima di decollare, portato via da questo bel vento tipico della nostra zona, e alla prossima, un saluto, ciao a tutti, ciao.